benvenuto agli amici della Piazza 7. Allora siamo a Vo Euganeo, andiamo a sentire insieme il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico 2020-2021. Andremo insieme anche ad ascoltare le opinioni delle famiglie rispetto a questi primi giorni di scuola, ma vediamo il servizio. Quello che oggi qui è avvenuto nell'apertura delle scuole è un segno del rilancio del Paese. Anche su questo punto segue quel che è avvenuto qui a Vo, cioè la riapertura in pieno del ritmo della vita dopo il periodo di chiusura e di sofferenza. L'esempio fornito nei giorni dell'emergenza sanitaria dal vostro comportamento è stato un'anticipazione, ripeto, di quel che poi è avvenuto in Italia, ma questo esempio è servito molto al nostro Paese. Grazie per la vostra serietà, per il vostro senso di responsabilità. Auguri per il futuro. La presenza di Mattarella qui è un segno di riconoscenza nei confronti di un paese che ha consegnato alla comunità internazionale un modello che è stato proprio sperimentato, provato qui a Vo. Quindi un riconoscimento alla comunità che volontariamente si è sottoposta a 3 cicli di tamponi e anche un esame serologico, ma che soprattutto ha rispettato le norme e ha saputo, grazie al ragionamento che è intervenuto, è stato il promotore del primo ciclo di tamponi, che ha saputo contenere qui a Vo il contagio del coronavirus. Antenore, più energia per il futuro. Quali sono i feedback che riceve da padre rispetto a questo nuovo inizio della scuola? Vedo che siamo ripartiti abbastanza nella normalità, diciamo, con tutto quello che è la situazione, però vedo anche i bambini molto positivi, carichi. Loro hanno capacità straordinarie che a noi sfuggono, ci siamo dimenticati, dovremmo ogni tanto ritirare fuori per poter vivere e affrontare le cose in maniera molto migliore e con un po' più di leggerezza anche. Cosa pensa del fatto che Mattarella abbia scelto Vo per inaugurare ufficialmente l'anno scolastico? Beh, io penso che i cittadini siano orgogliosi di questo evento, lo possiamo chiamare proprio evento. Poi ha anche ringraziato, ha usato parole veramente, soprattutto di ringraziamento per la popolazione di Vo, quindi ha dato un segno di valore. Quali sono i primi riscontri da parte delle famiglie rispetto a questa ripartenza della scuola? Ho visto i genitori sereni, tranquilli, contenti di portare i figli a scuola. Sa che qui nel nostro istituto abbiamo lavorato al meglio, non ci siamo mai fermati in tutta l'estate per consegnare ai nostri studenti quanto di più curato e sicuro potessimo produrre per loro. Allora è tutto dalla Piazza 7, vi ricordo come sempre la nostra mail di riferimento a cui scriverci gli argomenti che desiderate vedere all'interno dei nostri servizi. La mail è la seguente: redazioneweb@giveemotion.it. Io sono Andrea Cornacchia, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana.